Bentrovati con Confindustria 7. In apertura del nostro notiziario riprendiamo alcune battute della trasmissione Prima Serata in onda su TV a Vicenza la scorsa settimana, durante la quale Gaetano Marangoni, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle infrastrutture, ha posto alcune domande relative alla pedemontana al governatore del Veneto Luca Zaia, ospite in studio. C'è un'unica cosa che ha portato tutti, forze di associazioni di categoria, soggetti che rappresentano la maggioranza che governa oggi la Regione, così come anche coloro che stanno all'opposizione, così come i sindacati. Questa opera deve essere ripresa, portata alla sua massima velocità di esecuzione e finita quanto prima. Va dato atto che Regione Veneto ha affrontato la situazione, ha verificato che cosa non andava, che cosa si poteva fare e alla fine ha anche coraggiosamente trovato il modo per rimettere in pista l'operatività di questa importantissima arteria. Ed è stato questo nuovo accordo che pesa sulle tasse dei cittadini veneti. Ecco, la riteniamo, lo abbiamo già detto, una medicina amara ma necessaria. Ci ha fatto infine piacere che il governatore e i suoi collaboratori abbiano dichiarato che questa tassa dura esattamente fino al momento in cui ce n'è bisogno e non appena può essere cancellata lo sarà. Abbiamo però a cuore una cosa di cui non abbiamo ancora evidenza. Abbiamo visto che negli atti che costituiscono questo nuovo accordo è prevista una penale per il ritardato pagamento delle indennità agli espropriati, ma proprio perché la Regione in questa vicenda si è impegnata come parte attiva e molto attiva e ha trovato la soluzione, pensiamo che abbia il diritto-dovere di vigilare anche sui pagamenti delle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Moltissime di queste sono venete e moltissime di queste sono fatte di soggetti che anch'essi saranno chiamati a pagare la loro quota di addizionale IRPEF. E allora vorremmo che venisse nero su bianco introdotta la capacità e la possibilità che la Regione monitori e sanzioni i ritardati pagamenti alle imprese subappaltatrici e alle imprese subfornitrici. Io ho esordito con l'apertura dei cantieri nel 2011 e ho detto mi raccomando, guardando l'impresa, mi raccomando, a cui voglio sentire parlare Veneto, lo dico ancora e aggiungerò, voglio sentire parlare Veneto e non voglio sentire i veneti lamentarsi, o meglio non voglio sentire tutti quelli che sono in questo cantiere, veneti e non veneti, che mi dicano che debbono star lì a mendicare il pagamento delle loro fatture, perché nel momento in cui si sblocca l'operazione non ci sono più scuse. Il Ingegner Marangoni rappresenta una categoria che è quella dei tassati, ma io penso che l'associazione industriale, la Confindustria, rappresenti fondamentalmente i loro associati, penso il 90% anche più dei redditi che ho visto, pagheranno la tassa a pieno, quindi pagheranno 1 migliaio di euro all'anno. Noi abbiamo deciso di fare l'operazione, di mezzo c'è una tassa, ci assumiamo tutta la responsabilità. Poi sappiamo che questa tassa non ci serve, sappiamo che è un obbligo di legge per pareggiare l'entrata con l'uscita, però è pur vero che poi qualcuno la pagherà. Alla fine noi porteremo a casa 220 milioni di euro di tassa, di gettito di questa tassa, che ricordo riguarda solo l'annualità 2019. come ha detto. Io dico e ripeto, fino a fine anno si può modificare, decurtare, rimodulare e si può anche eliminare, perché se arrivano 300 milioni direttamente dal governo noi non facciamo neanche il mutuo, per cui abbiamo veramente una bella contrazione delle spese.